No, non siamo assolutamente pentiti di quello che stiamo portando avanti con cognizione di causa. È stata una scelta imprenditoriale molto tranquilla. La decisione è presa e non si torna indietro. Vanno avanti convinti della loro scelta i titolari della pasticceria di Oderzo, madre e figlio, che hanno ricevuto pesanti critiche sui social dopo aver deciso di inserire nello scontrino un costo extra di 10 centesimi nel caso il cliente chieda di tagliare in due la brioche acquistata. Non è in realtà una semplice brioche già farcita, tagliata, ma è in realtà una brioche artigianale, lo sottolineo perché c'è tanto lavoro sotto. Diciamo che la farcitura è pari sia da un lato che dall'altro, quindi il cliente non si può lamentare e a maggior ragione abbiamo pensato di dare precedenza al servizio piuttosto che appunto a un semplice taglio. All'inizio la prendi sempre un po' così, un po' male, poi in realtà è talmente grossa la cosa che o ti abitui oppure non fai. Quindi adesso ci abbiamo riso sopra, abbiamo fatto anche qualche post ironico e se a qualcuno proprio non piace la nostra scelta, pace. Sono 10 centesimi, quindi 5 a testa, no? Solidarietà da clienti, concorrenti, ma anche accuse sui social con commenti arrivati da tutta Italia. Eppure tagliare una brioche più grande della media, ci spiegano, richiede un certo tempo, l'utilizzo di un altro piatto, non arricchisce i titolari, non è obbligatorio per i clienti e poi è tutto segnato in modo trasparente nello scontrino, una forma di rispetto poi per chi lavora nel locale. Lo mettiamo in scontrino come in realtà facciamo tutto quanto e poi comunque è anche giusto tutelare il lavoro delle persone che poi vanno a tagliarle, che sono dipendenti. Quando hai 2 o 3 attività con 15-20 persone, quei 10 centesimi magari non ti fanno diventare ricco, però comunque ti aiutano a contribuire in maniera onesta e puntuale con i collaboratori.